Censurato il manifesto contro l'utero in affitto, l'associazione Pro Vita rilancia il messaggio in un video nel quale spiega i meccanismi di questa barbarie ai danni delle donne e del nascituro. Caso Diamanti, occorre inviare una diffida alla banca e alla società di vendita. Lo consiglia la Lega Consumatori Liguria. Tra le persone coinvolte, tanti pensionati che hanno investito anche tutti i risparmi. 160.000 euro per il centro di formazione del villaggio del ragazzo, emendamento votato dal Consiglio regionale a sostegno dell'ente che potrà continuare la sua missione formativa. A 5 anni dal crollo del ponte di Carasco torna a farsi sentire il grido della Fontana Buona che chiede infrastrutture per il rilancio dell'economia. A Carasco la commemorazione di Rosasco e Gattorna. Comunione e carità sono i due punti delle linee sinodali di giugno dai quali le confraternite vogliono ripartire. A Carasco si è svolto il raduno diocesano, il vescovo ha sottolineato il valore del servizio. Continua a dare soddisfazioni la stagione 2018 dell'olio. La battitura, iniziata ad ottobre, prosegue. Risultati positivi anche per la sperimentazione dei prodotti biologici contro la mosca. Buonasera ai telespettatori di Tigullio Oggi. In apertura torniamo ad occuparci della campagna lanciata da Pro Vita per fermare la barbara pratica dell'utero in affitto. Come ricorderete, nei giorni scorsi vi abbiamo mostrato il manifesto che riproduce due uomini con un bimbo dentro ad un carrello della spesa, tatuato con un codice a barre e la scritta "Due uomini non fanno una madre". L'immagine ha subito destato ampio clamore mediatico sino alla censura e rimozione dei manifesti perché ritenuti lesivi del rispetto di diritti e libertà individuali. Può una campagna pubblicitaria contro l'utero in affitto, pratica illegale in Italia, essere lesiva dei diritti e delle libertà individuali? L'associazione Pro Vita risponde a questa domanda con un video che vi mostriamo integralmente. Gestazione per altri, maternità surrogata, utero in affitto. Molti desiderano essere genitori, ma questo è impossibile per le coppie in cui la donna non può avere figli. È impossibile per le coppie di due uomini o due donne. È impossibile per le persone sole. Queste persone desiderano essere genitori, ma non possono diventarlo. Sono chiamati genitori di intenzione. La loro soluzione è sfruttare la maternità surrogata. I genitori di intenzione, quindi, cercano una donna che partorisca per loro un figlio. Per farlo, contattano apposite agenzie che offrono cataloghi di portatrici disponibili. Si firma un contratto, si discutono le condizioni della consegna del bambino, si stabilisce il prezzo, le spese legali, i trattamenti sanitari e il compenso della madre portatrice. Si prelevano quindi il seme e gli ovuli dai genitori di intenzione. Nel caso di due uomini, due donne o singoli, il seme e gli ovuli mancanti sono comprati da estranei. Ovuli e spermatozoi sono poi fecondati in vitro e impiantati nell'utero della madre surrogante. Questa pratica causa gravi conseguenze per la salute delle donne e dei bambini concepiti, come danni da iperstimolazione ovarica, tumore al seno, emorragie postpartum, nascita prematura, trauma da separazione, in alcuni casi la morte della donna o del bambino. Nella gravidanza la madre è sotto controllo medico e potrebbe dover sospendere le sue attività. Se il bambino non è conforme alle pretese, si chiede alla madre di abortire e lei non si può rifiutare. Dopo il parto, la mamma deve abbandonare il neonato che ha portato in seno e consegnarlo ai committenti che lo hanno ordinato e pagato. Visto che nessun paese permette la compravendita di esseri umani, perché questa pratica dovrebbe poter essere legale? L'utero in affitto è mercificazione eugenetica di gameti maschili e femminili allo scopo di produrre bambini come fossero oggetti. L'utero in affitto è un contratto commerciale per la fornitura di figli. L'utero in affitto sfrutta il corpo della donna per questo scopo. L'utero in affitto comporta l'abbandono di un figlio da parte della mamma che l'ha tenuto e nutrito in grembo per 9 mesi. L'utero in affitto permette di comprare un figlio con una spesa ingente che va dai 40 ai 150.000 euro. Solo le persone ricche possono permettersi di affittare un utero. Le donne più bisognose diventano gestanti per necessità. Affittano il loro utero alle persone più ricche. Noi non vogliamo un mondo in cui è possibile comprare figli su ordinazione. Se il figlio fornito non soddisfa i committenti, viene abortito. Noi non vogliamo un mondo in cui schiere di donne vendono il loro corpo per capricci d'altri. Noi
Non vogliamo un mondo in cui la persona è un prodotto commerciale per arricchire le agenzie. Purtroppo però, se non faremo nulla, questo mondo orribile sarà il tuo. Vuoi che lo sia? Noi no. Il Papa adesso, il Sinodo dei Vescovi sui giovani si avvicina alla conclusione. Oggi Francesco ha dialogato con i ragazzi e gli anziani all'Istituto Patristico Augustinianum di Roma. Un incontro voluto dal Pontefice per realizzare una nuova alleanza tra le generazioni. Una ragazza ha chiesto come reagire a un mondo che appare finto e di plastica. Il Papa ha risposto che per contrastare la cultura del trucco, dove quello che conta sono le apparenze e il successo personale anche a prezzo di calpestare gli altri, occorre ascoltare quello che dicono i santi, cioè che c'è più amore nel dare che nel ricevere. E contro questa cultura che annienta i sentimenti, mettere al primo posto il servizio. Una coppia di anziani ha sollecitato il Papa sul tema della trasmissione della fede. Il Pontefice ha risposto che deve avvenire in casa e deve avvenire in dialetto. La fede si trasmette per attrazione e per testimonianza, ha spiegato, non per proselitismo. Infine l'appello di Francesco: l'Europa guardi al Mediterraneo, ha detto che oggi è il più grande cimitero. Voltiamo pagina, veniamo sul territorio. Sono molteplici le segnalazioni che giungono anche in questo periodo di persone che tentano di risolvere la questione legata agli investimenti in diamanti. Agli sportelli di Chiavari della Lega Consumatori Liguria sono oltre 15 le vertenze aperte. Abbiamo chiesto chiarimenti e consigli alla Presidente. Sentiamo. Che casi vi si presentano? Purtroppo abbiamo anche molti pensionati che sono stati convinti a fare tale investimento proposto come sicuro e certo, anche quasi tutti risparmi, quindi una percentuale molto alta. Si parla di cifre anche elevate? Sì, addirittura abbiamo un paio di casi con oltre 100.000 euro investiti in questi diamanti e nel casi specifici addirittura i diamanti non sono neanche in possesso delle persone che li hanno acquistati. Ci sono state anche spese aggiuntive? Sì, perché alcune banche hanno proposto, oltre che l'investimento in diamanti, anche alle persone di aprire una cassetta di sicurezza per tenere i diamanti. Società e banche adesso cosa dicono? La banca nega la propria responsabilità nell'aver proposto l'investimento, addirittura affermando per iscritto che sono state le persone a richiedergli i diamanti, mentre la società dei diamanti afferma di non avere mai promesso alcun investimento sicuro nel diamante e addirittura nega in questo momento la commercializzazione, perché il problema grosso è che chi ha comprato i diamanti si è vincolato a rivenderli alla società dei diamanti, che a causa della sanzione che gli è stata comminata ha sospeso la negoziazione. Quindi c'è una perdita economica ma anche l'impossibilità a poter vendere il bene. In questo momento sì, tant'è vero che abbiamo avviato sia le negoziazioni assistite che le mediazioni, tutti i tentativi stragiudiziali di definire le vertenze, ma sia alla negoziazione assistita che alla mediazione, quindi cerchiamo di trovare un accordo senza dover adire le autorità giudiziarie, hanno entrambi risposto negativamente. Che consigli dare? Prima cosa, inviate una diffida sia alla banca che alla società dei diamanti, perché purtroppo abbiamo avuto tante segnalazioni di persone che, continuando a chiedere delucidazione alla banca, si sono sentite dire di aspettare. No, tanto interrompiamo i termini di prescrizione. Poi con la mediazione proviamo ad aprire un tavolo di conciliazione. Se non riesce, stiamo già raggruppando le persone per ridurre i costi e fare un'azione collettiva. La cronaca, la polizia giudiziaria ha posto sotto sequestro la sede dell'autorità portuale di Savona, dove oggi, dopo le 13:15, si è sviluppato un incendio di vaste proporzioni. Le fiamme hanno distrutto in poco più di 2 ore l'intera palazzina di 6 piani. Vediamo proprio le immagini. Al momento dell'incendio erano presenti 40 persone, rimaste tutte illese. Anche la stragrande maggioranza di dati e documenti sono recuperabili perché i server sono esterni, quindi non presenti fisicamente nella palazzina, che era nuova, inaugurata nel maggio del 2017 con il trasferimento del personale dai vecchi uffici della Port Authority. Secondo quanto appreso, l'operatività dello scalo savonese sarà comunque garantita. Le istituzioni locali hanno messo a disposizione alcuni locali dove temporaneamente lavoreranno i dipendenti, ma è già stato deciso che verranno ripristinati i vecchi uffici della Port Authority. E vediamo le operazioni dei vigili del fuoco che stanno spegnendo le fiamme che si sono sviluppate.
E ancora la cronaca, i carabinieri del comando provinciale di Genova hanno arrestato 16 persone in varie regioni del nord Italia in un'operazione contro un traffico di droga proveniente dal Marocco. Sequestrate 2 tonnellate di stupefacente, in particolare hashish. Nelle perquisizioni sequestrate anche 2 pistole e altri 120 kg di hashish. I magistrati hanno contestato agli arrestati l'aggravante della transnazionalità. La droga arrivava dal Marocco in Spagna, dove veniva nascosta dentro tir che trasportavano frutta, ed entrava in Italia a Ventimiglia o in Piemonte, dove veniva distribuita ai vari corrieri che la vendevano in Liguria, Piemonte, Toscana, Lombardia, Lazio e Sicilia. È in arrivo un finanziamento regionale di 160.000 euro a sostegno del centro di formazione integrata del villaggio del ragazzo di San Salvatore di Cogorno. L'emendamento è stato votato oggi dal Consiglio regionale nella seduta. Primo firmatario della proposta il consigliere Claudio Muzio. Sentiamo. Il Consiglio regionale ha voluto dare un sostegno concreto al villaggio del ragazzo. Quanto è stato finanziato? C'è stato un implemento delle risorse di ben 160.000 euro. È una cifra molto rilevante. Purtroppo il centro di formazione integrata, questo progetto, rischiava di saltare perché le risorse disponibili e prevista a bilancio in precedenza non erano assolutamente sufficienti. Io ho interagito col comitato di direzione del centro di formazione, abbiamo lavorato insieme ed ho presentato questo emendamento che appunto implementa di 160.000 euro le disponibilità per il sostegno al progetto, che quindi viene messo assolutamente in sicurezza. Perché è importante che arrivino queste risorse? Ma perché questo centro di formazione dà un servizio che i comuni non sono in grado di dare. Ci sono coinvolti ben 24 comuni, 3 distretti sociosanitari, la città metropolitana di Genova. C'è un progetto veramente di grandi dimensioni che va a dare risposta a ragazzi che si trovano in particolari situazioni, che possono essere aiutati sia da un approccio sul piano meramente didattico molto professionale, molto qualificato, sia sul piano della futura inclusione nel mondo del lavoro. Quindi questo è un progetto, ribadisco, che non solo va aiutato, ma va salvaguardato e protetto, e non lo dico solo io, l'ha detto anche l'assessore Ilaria Cavo nell'ultimo intervento in comitato di direzione qualche mese fa. Quindi noi, di concerto con il Presidente Toti, con l'assessore Ilaria Cavo e con il comitato di direzione, e quando dico noi mi riferisco al lavoro che ho fatto veramente mettendoci tanto impegno, abbiamo portato a casa questo risultato. Lo ribadisco, sono amareggiato nel constatare che la vecchia politica cerca di prendersi meriti che non ha. Il sopralluogo a Moneglia e Lavagna da parte dell'assessore regionale al demanio Marco Scaiola, accompagnato dal consigliere Muzio. Durante la visita si è verificato lo stato dell'erosione costiera lungo i 2 tratti di costa. Per Lavagna è emersa la necessità di una manutenzione su alcuni pennelli, mentre a Moneglia la zona maggiormente critica si è rivelata quella della secca, dove l'erosione è molto marcata e rischia di compromettere le attività presenti. Adesso si stanno valutando quali possano essere gli interventi utili a mitigare le problematiche evidenziate. E a 5 anni di distanza a Carasco e la Fontanabuona hanno ricordato il tragico crollo del ponte di San Pietro di Sturla, una commemorazione forte dal punto di vista emotivo, soprattutto nel ricordo delle 2 vittime. Dopo quell'evento seguì un periodo di grave difficoltà per la vallata, legato principalmente alla mancanza di infrastrutture, i cui effetti si sentono ancora oggi. Vediamo. 2 mazzi di fiori, uno per ciascuna vittima di quella tragica notte di 5 anni fa in cui nel crollo del ponte di San Pietro di Sturla a Carasco persero la vita Claudio Rosasco e Lino Gattorna. Il primo ricordo nella serata commemorativa è andato proprio ai 2 abitanti del comune di Moconesi, i cui corpi furono ritrovati alcuni giorni più tardi rispetto all'evento. Sono passati 5 anni, è nostro dovere non dimenticare questa che è stata una sciagura per la Fontanabuona, per i collegamenti viari, ma soprattutto perché abbiamo perso due nostri amici. Questo sia da monito, sono cose che sono accadute,
non devono più riaccadere, bisogna fare sì che queste cose non si debbano ripetere, la storia insegna. Il ponte fu spaccato in due da un'improvvisa quanto violenta ondata di piena del torrente Sturla che minò la stabilità del pilone centrale sino a provocarne il cedimento. Ne seguì un periodo difficile per i collegamenti viari della Fontanabuona con conseguenti ripercussioni economiche per la valle. Gli effetti sono ancora oggi visibili e ora come allora si continua a chiedere attenzione per questa porzione di territorio così ricca di attività e di peculiarità. Io sono qui per dire che io ci credo, penso che tante persone comunque vogliono fare qualcosa di bene per il territorio in generale, per la Val Fontanabuona. Io credo nell'unità della Val Fontanabuona, io sono uno di quelli che crede anche nel comune unico della Val Fontanabuona, credo che dobbiamo di nuovo credere nell'essere comunità a livello di paese e a livello territoriale. Siamo un po' imbottigliati in Fontanabuona, è da tempo che diciamo che ci servono dei collegamenti che ci mettano in contatto con il mondo. È una parola abusata, ma quella parolina tunnel ancora oggi si fa sentire quale esigenza imprescindibile per mettere la Fontanabuona in condizione di poter dialogare con il mondo. Ancora cronaca, questo pomeriggio alle 15:30 a Rapallo un anziano è caduto dalle fasce nella zona di Salita Sant'Agostino. L'uomo aveva un taglio in testa abbastanza rilevante ma comunque era cosciente. È stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco di Rapallo per recuperarlo, trasportarlo poi sull'ambulanza del 118 che lo ha portato a San Martino di Genova in codice rosso. E questa mattina sempre a Rapallo intorno alle 9 si sono verificati due incidenti. Il primo alle 9:20 in Via della Libertà, una donna di 70 anni è stata travolta da un'auto, l'altro intorno alle 9:50 in Via Venaggi all'incrocio con Via Zunino dove un'altra persona è finita sotto un'auto. Entrambe sono state soccorse dall'automedica del 118, condotte in codice giallo all'ospedale di Lavagna, né l'uno né l'altro sono in gravi condizioni. E vediamo adesso in diocesi. Carasco ha ospitato nei giorni scorsi il 21° raduno delle confraternite. A presiedere la messa il vescovo che nell'omelia ha ricordato l'importanza del servizio e dell'impegno dei confratelli in ambito caritativo. Vediamo. La vita di Gesù è stata un servizio sino alla fine, lo ricorda il grande crocifisso portato in processione dalle confraternite. Durante il raduno di Carasco il vescovo ha ricordato cosa fa grande un cristiano, non l'avere un posto, non il primato, ma il servizio, dare la vita, spenderla, farsi carico dei fratelli. Anche i gesti di carità che le confraternite sono tenute a vivere, perché questa sta nell'origine, è un mutuo aiuto che le confraternite hanno deciso di vivere nel ritrovarci insieme fin dall'antichità. Non possono essere che i gesti che ripetono il farsi carico del fratello come ha fatto Gesù. Per le confraternite, che tengono viva una memoria antica, inizia ora un percorso nuovo, secondo le linee dell'Assemblea Sinodale di giugno. Vogliamo lavorare in particolar modo su due aspetti. Uno è quello della comunione. Abbiamo bisogno di avere all'interno delle nostre confraternite una comunione vera e reale per poi essere testimoni autentici all'esterno. E l'altro, quello della carità. Le nostre confraternite sono nate anche per questo scopo di carità. Abbiamo bisogno di lavorare su questo aspetto per cercare di renderlo ancora attuale e di darne autentica testimonianza. Il raduno ha visto la presenza di tanti confratelli della diocesi, tra di loro giovani e bambini, segno di rinnovamento. Siamo un quindicina, siamo partiti con 4-5 persone nei fine anni 90 e poi adesso siamo cresciuti negli ultimi anni con l'adesione di qualche nostro nuovo confratello. C'è qualche giovane in più? Un giovane che si è unito da un paio di anni. Cerchiamo di mantenere le nostre tradizioni del paese, poi facciamo qualche cena, ritrovo d'estate sul piazzale, facciamo attività sul piazzale più che altro. Quindi c'è l'aspetto della carità, in questo senso che iniziative avete appoggiato? Abbiamo dato una parte in beneficenza, adesso siccome dobbiamo restaurare anche la statua di San Giorgio, daremo un contributo.
Inizia domani la novena in preparazione alla commemorazione dei fedeli defunti. Telepace propone un momento di riflessione in vista di questa memoria importante nel calendario liturgico e di questa ricorrenza tanto cara a tutti. Don Andrea Buffoli, direttore dell'ufficio liturgico della diocesi, ha preparato una serie di brevi riflessioni che inizieremo a proporre da domani mattina. Lo spazio, dal titolo Chiamati a sperare, andrà in onda ogni giorno prima di ogni edizione del telegiornale, ogni mattina prima della messa delle 9:30 e al termine della preghiera del Rosario intorno alle 17. Voltiamo pagina. In Campania non si ferma l'attività degli olivicoltori che, approfittando della lunga parentesi di tempo stabile, stanno portando avanti la battitura delle olive. Una raccolta anticipata, quella di quest'anno, che conferma la buona qualità del prodotto. Gli attacchi della mosca ci sono stati, ma sono stati contrastati anche grazie all'utilizzo dei nuovi prodotti biologici, dei quali continua la sperimentazione. Sentiamo. Quest'anno la mosca è stata abbastanza onesta, diciamo, con le olive, quindi non ha infierito più di tanto e quindi adesso si fa la raccolta anticipata. Chi vuole raccogliere, le rese sono buone, ripeto, chi invece vuole fare ancora trattamento e spostare a novembre inoltrato la raccolta può farlo naturalmente. Continua il periodo favorevole per portare avanti la raccolta delle olive. I frantoi del Tiguglio stanno lavorando senza soluzione di continuità per una stagione che, partita in anticipo ai primi di ottobre, sta confermando le premesse positive della partenza. Sani i frutti raccolti, buona la resa e la qualità del prodotto. È un ottimo olio, quindi non ha risentito per niente, diciamo, anzi direi che con l'apporto nutritivo che gli è stato dato dei minerali ha dato il suo frutto e soprattutto l'acqua ha fatto sì, a differenza dell'anno scorso, che si sentisse un po' meno quel piccantino, un sapore molto dolce. Se gli attacchi della mosca olearia agli inizi di ottobre non sono stati massicci, per chi vuole raccogliere in autunno più inoltrato, il consiglio che gli esperti danno è quello comunque di effettuare il trattamento. E tra i prodotti utilizzati, oltre a quelli tradizionali, si stanno diffondendo per i buoni risultati ottenuti quelli biologici, meno pericolosi per la salute dell'uomo, ma efficaci contro il parassita dell'olivo, tanto che sono stati usati in sicurezza nell'orto didattico delle scuole di Via Lombardia, Seste e Levante, dove nei giorni scorsi si è svolta la festa della raccolta. Questi prodotti che sono stati usati che sono completamente naturali, non ci sono elementi chimici di sintesi, è stata fatta la lotta alla mosca proprio con questo sistema BioAgrifert che c'è dentro il Fertinat e della zeolite, che è un minerale, quindi un mix di varie cose, potendo mantenere una buona qualità e la possibilità sia per chi coltiva poi di poter coltivare in salute e poter avere anche dei frutti buoni e sani. È una novità che però si rifà agli antichi saperi, perché comunque sono prodotti che partono ad esempio dal letame di cavallo, che è quello che usavano i nostri nonni quando andavano in campagna, a un nuovo metodo che è un trattamento fisico e questo è completamente futuribile. Andiamo sul nostro sito teleradiopace.com per una notizia. Da giovedì prende avvio il servizio di affido educativo di gruppo che si svolgerà nei locali della Biblioteca Comunale dell'Ascito Cuneo di Calvari ogni giovedì scolastico dalle 13 alle 16. Si tratta di uno spazio che garantisce attività di studio ricreative e ludiche pensato per supportare le famiglie dei bambini iscritti alla scuola primaria di Calvari nella conciliazione dei tempi scuola-lavoro. Le attività saranno condotte da educatrici professionali delle cooperative Il Sentiero di Arianna e Ceseco che accoglieranno i bambini direttamente all'uscita da scuola. Una ulteriore opportunità per far conoscere a genitori e bambini la realtà dell'Ascito Cuneo, luogo di cultura ma anche di svago grazie al giardino e al parco giochi esterni. E da domani al 31 di ottobre sono riaperte le domande di iscrizione per l'anno scolastico 2018-2019 al Nido di Infanzia Comunale di Rapallo per un mondo Unicef che anche quest'anno, per venire incontro alle esigenze delle famiglie, ha mantenuto il prolungamento del suo orario dalle 7:30 fino alle 18 senza maggiorazione sulla retta. Questa misura si aggiunge anche alla possibilità già attiva da qualche anno di usufruire del servizio solo part-time in base alla disponibilità dei posti con riduzione della retta che comunque viene in ogni caso calcolata in base al reddito ISEE. Le domande di iscrizione riservate a bambini di età dal 90° giorno fino ai 3 anni possono essere scaricate dal sito del Comune di Rapallo oppure ritirate ai servizi sociali in piazza Molfino. È possibile inoltre ritirare i moduli dalle 7:30 alle 12 presso l'asilo stesso. E si sono svolte sabato le prove operative per conseguire il brevetto di unità cinofila da soccorso in superficie per binomi composti
da conduttore e un cane. Le prove si sono svolte a Cogorno per la parte di ricerca e a Recco per la parte di obbedienza e destrezza. Sono stati ben 5 i brevetti ottenuti dalle unità cinofile del Radio Club Levante. Hanno ottenuto il patentino Ilaria con Nimà, Valentina con Rico, Flavio con Zar, Andrea con Ludovica e Barbara con Ombra. E la pubblica assistenza volontari del soccorso di Sestri Levante è alla ricerca di nuovi volontari che abbiano voglia di impegnarsi nel sociale e portare avanti le attività. Chiediamo ai cittadini di avere fiducia nell'associazione e di starle vicino, scrivono in una lettera i componenti del nuovo consiglio direttivo. Speriamo che il numero di volontari possa crescere e che sempre più persone possano venire anche solamente qualche ora da noi per aiutare la città e coloro che ne hanno bisogno. Intanto, per sostenere l'ente e raccogliere fondi per l'acquisto di un nuovo mezzo di soccorso è stata organizzata una sottoscrizione a premi e sta per iniziare la distribuzione del calendario. I profumi e i sapori del Parco dell'Aveto Graveglia Sturla sono andati in mostra alla grande fiera dell'industria turistica che si è svolta a Rimini. Al TTG Travel Experience i rappresentanti del consorzio Una Montagna di Accoglienza nel parco hanno incontrato tour operator, travel blogger italiani e stranieri interessati a conoscere le offerte delle valli del Tigullio. Tra questi gli itinerari naturalistici e culturali, le vacanze a misura di famiglia. La maggiore attrattiva per i visitatori dello stand è stata la presentata dai prodotti gastronomici del territorio. Durante le 2 presentazioni pubbliche delle offerte turistiche erano presenti l'assessore regionale al turismo Gianni Berrino e il commissario straordinario dell'agenzia in Liguria Pietro Paolo Gianpellegrini. Nell'ambito della settimana Gaia, promossa dalla Regione Liguria e dedicata alla prevenzione di allergie, intolleranze alimentari e celiachia, domani dalle 16 alle 18 al Basco di San Salvatore di Cogorno si terrà l'incontro Allergie e intolleranze, come conviverci, metodi di diagnosi e attività di prevenzione, organizzato dalla ASL 4 in collaborazione con ALA, l'Associazione Ligure Allergici. L'incontro, curato da professionisti del settore, è rivolto a tutti gli interessati alle particolarità alimentari e ha lo scopo di informare ed educare a mangiare bene e in sicurezza. E adesso nella nostra agenda altri appuntamenti in programma per la giornata di domani. Appuntamenti in agenda per mercoledì 24 ottobre. Come ogni mercoledì è possibile visitare dalle 10 alle 12 il Museo Diocesano di Arte Sacra, sito in piazza Nostra Signora dell'Orto a Chiavari. Dalle 10 alle 12 in via Castagnola a Chiavari si potrà incontrare l'associazione Il Filo, Prevenzione, Educazione e Orientamento, per poter aderire come volontario. Nell'ambito delle lezioni dei corsi di cultura di Chiavari, dalle 16 alle 17:20, nella sala livellata di via del Pino 2, la professoressa Silvana Rigobello curerà l'incontro a tema Il miglior viaggio, la lettura. Proseguono gli eventi al Museo dell'Accademia Ligustica di Genova. Alle 18:30 si terrà il corso di formazione. L'agenda di Telepace chiude questa edizione di Tigullio oggi. L'informazione torna domani mattina alle 7:30 con il buongiorno di Teleradio Pace insieme a Marco Revello, poi alle 12:45 la prima edizione delle TG13. Tutte le notizie le trovate sul nostro sito teleradiopace.com. Grazie per essere stati con noi e buon proseguimento di serata.